Chi monta in gondola? Sigla! Amici, buonasera! Siamo in Canal Grande e tra poco passeremo davanti alla Basilica della Salute. E con questo speciale scenario è un onore per noi dire oggi che monta in gondola con noi Red Canzian! Ciao ragazzi! Ciao Red! Ciao Red, ma grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto Red nel nostro salotto galleggiante. Dove sei di bello? Sono a Treviso, a casa. Bene. Senti Red, ma un personaggio come te, con una carriera come la tua, che ha girato il mondo, ha suonato dappertutto, sì. Ma ti era mai capitato di fare un'intervista in gondola? No, però su quel canale anno, nel 96, quando facemmo Telethon, ho cantato. Raccontaci qual è stata la tua prima volta a Venezia, magari che ne so da bambino o tantissimi anni fa, la tua impressione, il tuo legame con Venezia, proprio la prima immagine che ti viene di Venezia. Prima voi siete passati davanti a un palazzo che credo fosse a fianco a quello dove la zia Giovanna faceva la custode e io andai a 4 anni e mezzo, 5, non di più, a trovarli e mi ricordo che arrivammo in questo strano posto dove l'acqua era la padrona, in questo pontile dove loro ci ricevettero, entrammo, mi ricordo ancora questo palazzo con questi mobili tutti lavorati, scuri, era un palazzo molto ricco. La cosa che mi colpì e che mi affascinò fu questo rumore dell'acqua che sembrava un chiacchiericcio delle femmine dentro ai cani. Ecco, l'acqua faceva questo rumore e io ricordo che non mi è più andato via. C'è una commedia del signor Carlo Goldoni che si chiama I Rusteghi, dove uno dei protagonisti è proprio il signor Canzian. Hai voglia di interpretare questo tuo antenato un po' rustego in questa scena che è tratta dal primo atto, scena 9 della commedia dei Rusteghi? E allora cambierò anche la voce. Ecco qua, un mito. Allora che c'è una roba storica questa. Signor Canzian, vi ricordate che stasera dobbiamo andare all'opera? All'opera non che vado. Ma come? Questa è la chiave del palco e me l'ave pur comprata vu? L'ho comprata perché m'ave insingana su, ma all'opera non che vado e non avete andare neanche a voi. Grande, grandissimo. E invece, riprendendo il discorso, il signor Canzian, Red Canzian, all'opera ci va e come? Io da 2 anni sto lavorando a quest'opera dedicata a Giacomo Casanova, tratta dal libro di Matteo Strucul, ragazzo di Padova, autore di successo nel mondo di romanzi storici, che ha scritto Casanova, la sonata dei cori infranti. Ed è una trama perfetta, per cui io mi sono messo, l'ho chiamato, abbiamo scritto la sinossi di tutta l'opera e mi sono messo a scrivere. Ho scritto 2 ore e più di musica completamente inedita, abbiamo raccontato la storia attraverso le canzoni, ci sono pochissimi dialoghi, ecco perché l'ho chiamata opera pop, e ci sono 25 performers in palco straordinari, 14 ballerini e 11 attori, cantanti magnifici. Guarda dove stiamo passando adesso. Noi non vediamo l'ora di venire a teatro, ma a questo punto, senti, è l'ora del tramonto, l'ora più romantica. Abbiamo parlato del Casanova. Ma senti, tu se potessi essere in gondola adesso, in questo momento, in questa serata, chi porteresti con te? Beh, io personalmente porterei mia moglie, Casanova, porterebbe
Casanova porterebbe Francesca, la ragazza di 19 anni di cui si è perdutamente innamorato, perché il mio Casanova appunto è un Casanova diverso. Ma quale musica dunque farebbe da colonna sonora? Quale canzone farebbe da colonna sonora a questo momento? Ovviamente. Il tema di Casanova, quando lui rientra a Venezia per la prima volta. Ed è un inedito! Ci sta dando l'inedito. Lui entra dopo 3 anni di esilio, torna a Venezia e canta Venezia è casa mia! Venezia splendore, son tornato e non andrò più via. Grande, grazie, ci hai fatto un regalo enorme. Tu ci stai regalando delle perle ogni minuto. Adesso purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Ma... Però, siccome volevi chiedere una cosa, sì, io ho una cosa in particolare, perché da tanti anni che volevo chiedere, prima di salutarci, ma chi fermerà la musica? Ma guarda, ci stava quasi riuscendo il Covid, ma grazie a Dio abbiamo perfino lui, per cui anche la musica non la fermerà mai nessuno. Noi vogliamo salutarti come ci si saluta tra amici qua a Venezia, sei più veneziano di noi altri, voglio dire. Quindi adesso noi ti diremo ciao Red e tu ci saluterai con ciao Fioi. Ok? Va bene, allora ringraziandoti ancora per questa bellissima chiacchierata in gondola, Red, ciao! Ciao Fioi! Ciao Red! In bocca al lupo per tutto! Grazie ciao, Red! Sei stato grandissimo, è stato un grandissimo onore! Noi ci vediamo ogni settimana con nuovi ospiti per conoscere qualcosa in più di loro e del loro rapporto con questa meravigliosa città. Alla prossima puntata qui da Venezia per scoprire insieme chi monta in gondola. Ciao!